svegliale! Polizia, parti, collega, forse abbiamo trovato il tizio che è scappato con 30 kg di droga addosso. E potrebbe essere uno di loro E due. secondo me non è. E perché? Perché tu senti che lei sopra non l'ha avuto mai. Vabbè, collega, scende il controllo, onestamente. Scende il controllo. Perché fa così? Ma non lo vedi che fai fatica, devi fare la dieta. La dieta, però non ne faccio due. Tu, e perché? Perché con una si mangia troppo picca, non è che... Comunque, fai quello che ti dico io. forza. Faccio quello che dici. Unisci le gambe Unisco le gambe. e ti dico le braccia così, così. Oh, collega, che cerca? Un pane Tutankhamon nasso su te, Elias. Ma come ti permetti? Tu Tutankhamon su oh, io sto qui, sto Oh! Accoccia! O te non una boffa dove a diventare come Mattia Messina Denaro. Ma quello non lo trova nessuno. E perché a te lo fa una boffa di tua, non c'è qua, non lo trova nessuno. Dai, questa non è questa. non lo puoi fare. Siamo in diretta televisiva, questo è abuso di Oh! Accoccia! O a te non una boffa con la mano magnata che ti appare che sbattixi e ne scuogli. Ecco va, ti vende le Che teste. è? Vabbè, abbiamo finito queste commedie, dai, andiamo avanti. Documenti, forza. No, sempre non abbiamo mai niente. Ah, Antonino Matranga. Ma noi me ne foto. L'altro giorno eravate allo stadio. Oh, forse tu non te ne sei accorto, ma all'inizio la gente ti guardava scioccato, lo sai perché? Perché? Perché con quella maglia rosa sembravi Lucatone, capito? E perché i donne te lavano per un scioccato? E perché? Perché con la maglietta rosa pareva un fendafrano. Come ti permetti? Ma- Ma io non l'ho capito. guarda. Va bene ragazzi, a quanto pare è tutto a posto. Comunque Matranga, a parte gli scherzi, ti ci vedo dentro al campo a destra, come ala. Ecco, me ne fo, pure a te dicevi. Dentro il campo. Oh, non so freezer. Adesso la devo sia. Ma di che stiamo parlando?